Sono con Flavia Olivieri di Didattica delle Arti. Flavia, oggi avete organizzato un laboratorio natalizio, direi che l'affluenza è stata buona, quindi ti chiedo di fare un bilancio di oggi e poi presentiamo già i prossimi appuntamenti. Certo, sì, oggi è molto emozionante, è una bella giornata anche calda in tutti i sensi. Adesso stiamo allestendo la casetta di Babbo Natale, ogni bambino sta allestendo facendo il proprio decoro, lo appende con il nome all'albero e poi un altro decoro lo porta a casa proprio per ricordarsi di questa giornata di ippodromo, dove ovviamente il soggetto di tutti questi decori sono il Natale, ma ovviamente il cavallo. Non vediamo l'ora che arrivino anche l'8 e l'11 di dicembre, perché proprio qua in questa poltrona ci sarà il vero Babbo Natale, proprio con la sua barbona e il suo pancione ad accogliere tutti i bambini. E ci sarà ovviamente il posto per la letterina di Babbo Natale e l'animazione a cura dell'elfo aiutante. Ecco, passato questo 8-11 dicembre avvia anche l'Epifania, i preparativi e poi chiuderemo con il 6 gennaio. Però veramente tanti bambini già dai 2 anni, bravissimi, con tanta voglia di fare e di creare. E allora vi aspettiamo qui all'ippodromo.